Buongiorno, bentrovati. Il solito focus del lunedì dedicato alle vicende sportive, al calcio in particolare e nello specifico al calciomercato estivo. Si è aperta ormai da una decina di giorni la sessione estiva della campagna trasferimenti e allora oggi parleremo di questo per quanto riguarda il Catania, il Palermo e anche il Messina. Cominciamo come nostra abitudine dal Catania. Per parlare di Catania vado subito a salutare Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Stiamo titolando Catania cantiere aperto perché in questo momento in casa rosso-azzurra il direttore sportivo Laneri è a Milano, si lavora in maniera incessante per definire quella che è la rosa che poi a partire dal 24 lavorerà, a 24 di luglio lavorerà a Zafferana, si proverà a fornire a Tabbiani diciamo una rosa completa, quanto più completa possibile. Alessandro. Anche se Angelo è giusto fare un passo indietro e ricordare come nella stagione scorsa, campionato di Serie D poi stravinto, due dei giocatori più decisivi che risultarono nel campionato, cioè Chiarella e Jefferson, arrivarono a campionato iniziato, a mercato abbondantemente in corso. Quindi si capisce che da un lato c'è la voglia dei tifosi di sognare, di rendersi conto di una caratura di squadra in grado di competere per i massimi traguardi del prossimo campionato di Serie C, dall'altro l'esigenza, ma anche da parte di dirigenti navigati come Antonello Laneri, di non scoprire troppo il portafogli, nella misura in cui è chiaro che tante operazioni chiudendole più avanti determinano un risparmio. Non che debba essere ovviamente una campagna di rafforzamento nell'ottica dell'austerity, non è questo l'intento del Catania, ma sicuramente fare delle operazioni ragionate, salve delle eccezioni specifiche come quella di Cosimo Chirico, Angelo, che con il passare delle ore diventa l'obiettivo numero uno del Catania, perché si ha la percezione, ma lo dimostra il curriculum del calciatore, di poter eventualmente ingaggiare un top player della Serie C, se non il giocatore più forte della Serie C degli ultimi anni, sicuramente tra i primi 5 in termini assoluti di rendimento, di gol, di assist. E quindi il Catania sotto traccia, ma neanche troppo, sta cercando di cucire la differenza tra domanda e offerta che il calciatore, che da poco si è svincolato dal Crotone, eredita appunto un contratto molto pesante, e quindi il Catania sta cercando di trovare la soluzione, la formula migliore per coniugare le esigenze di Chirico con quelle del Catania. Altro profilo su cui il Catania si è mosso nelle ultime ore è quello di Ruben Botta, altro giocatore svincolato questa volta dal Bari, giocatore che ha nelle corde una grande duttilità, può giocare indifferentemente nei tre centrocampisti, può giocare nei tre trequartisti, può giocare anche esterno d'attacco. Queste caratteristiche lo rendono appetibile. Il Catania si è mosso per riportare magari ai piedi dell'Etna un giocatore argentino, visto che Catania da questo punto di vista è stata la casa degli argentini. Allora, altra Alessandro, notizia di giornata, sì, Angelo, sì, se mi consenti, l'interessamento del Catania per il giovane centrocampista Jacopo Nelli, classe 2000, aprile 2000, è un calciatore di proprietà del Modena, ma che ha fatto nelle ultime 3 stagioni, nelle ultime 2 stagioni, la Serie C del girone settentrionale. Tra le squadre in cui ha militato in prestito dal Modena c'è anche il Fiorenzuola, che era allenato nella stagione 2021-2022 da Luca Tabbiani, quindi evidentemente la richiesta di Nelli è una richiesta specifica del tecnico, che l'ho avuto già alle sue dipendenze a Fiorenzuola, quando da poco più che ventenne si impose all'attenzione con una ventina di presenze e 2 reti anche all'attivo. Può giocare sia a mezzala che centrocampista centrale. Probabilmente nelle valutazioni della dirigenza del Catania diventerebbe il cambio di uno dei 3 titolari del terzetto di centrocampisti.
Quindi queste sono le notizie di giornata che fanno il paio, Angelo, con quelle che anche tu hai raccolto questa mattina con riferimento ai confermati o confermabili del nucleo della squadra dell'anno scorso. E allora andiamola a vedere la grafica in questo senso, perché vediamo chi resta o quantomeno chi è quasi certamente in rosso-azzurro anche per il prossimo anno. Abbiamo scritto Beders perché nella giornata di oggi si concretizzerà il rinnovo, diciamo, per il portiere. Poi la difesa, come possiamo vedere, Castellini, Lorenzini e Rapisarda costituiranno il nucleo facendo riferimento all'anno passato. Altri giocatori che potrebbero restare, anzi certamente resteranno, sono Rizzo e Vitale. Su Vitale attenzione, che è in corso colloqui con la Sampdoria. E poi nonostante Vitale, Angelo, sia stato inserito nella lista dei preconvocati da Andrea Pirlo per il ritiro della Sampdoria, rientra il suo nominativo tra i 30 preconvocati dalla Sampdoria, ma questo lascia il tempo che trova, nel senso che non chiude la possibilità che appunto Mattia Vitale torni a Catania anche la prossima stagione. Si sta lavorando, ci sono delle interlocuzioni in corso tra le due dirigenze, ma possiamo vedere la schermata successiva perché Sarao diciamo che è un altro tassello di quelli su cui Tabiani potrà contare. Angelo, perdonami, sui centrocampisti credo che una parola sia da spendere anche per Marco Palermo, che credo rispecchi un po' le caratteristiche di una squadra competitiva anche in Serie C. Probabilmente su Palermo ci sono interessi di altre squadre e potrebbe diventare una pedina di scambio nell'ambito di operazioni che il Catania sta tessendo da alcuni giorni con la squadra, insomma, del giocatore che interessa al Catania, che magari vorrebbe in cambio Marco Palermo. Io credo che difficilmente comunque Marco Palermo lascerà il Catania, perché insomma un giocatore catanese, un giocatore che ha dimostrato assolutamente abilità in tutte e due le fasi a centrocampo, quindi penso di poter dire che alla fine resterà a Catania. Torniamo sulla schermata. E torniamo sulla schermata partendo da Sarao, che è un altro dei giocatori che il prossimo anno vestiranno il rosso-azzurro. Poi discorso a parte va fatto anche per Chiarella, perché si continua a discutere con il Pescara, ma in settimana si dovrebbe definire il tutto. Poi due nomi, quello di De Luca e di Russotto, abbiamo messo 50% e 50% perché con entrambi si continua a discutere, a dialogare. Evidentemente c'è la voglia in qualche modo di poter proseguire, ma bisogna vedere se ci saranno le condizioni per diciamo perché questo matrimonio si possa rinnovare. Alessandro. Sì, su De Luca potrebbe anche essere una perdita tra virgolette indolore. Su Russotto, salvo che ci siano delle motivazioni extracalcistiche per magari esigenze personali di Andrea o altre valutazioni magari di carattere fisico, io credo che Russotto nella rosa del Catania, anche se non da titolare, ci possa stare benissimo, perché ha dimostrato l'anno scorso di avere una maturità ormai tale da saper gestire anche un suo impiego part-time. E quindi ecco, queste sono le considerazioni dall'esterno. Dall'interno è chiaro che non siamo a conoscenza di quali possono essere gli eventuali motivi che mettono in dubbio la conferma di Russotto. Sui profili invece dei possibili nuovi acquisti, Angelo, spenderei una parola in più su Michele Rocca, un calciatore che ha un curriculum importante a livello di Serie C, è un giocatore che ha caratteristiche, ecco, lo stiamo vedendo qui con la maglia del Novara, la squadra in cui ha militato l'anno scorso prima di svincolarsi. È un calciatore, Angelo, strutturato, un calciatore che viene da un settore giovanile importante e che ha le caratteristiche per fare la mezzala assaltatrice nella squadra che magari ha in mente Luca Tabiani. Per caratteristiche ricorda con le dovute proporzioni e i dovuti paragoni Claudio Marchisio. È un giocatore nel pieno della maturità, perché a 27 anni si è sposato
di recente, e quindi è un giocatore che secondo me ci può stare bene nel centrocampo titolare del Catania. È assistito da Tullio Tinti e da Montipò, insomma due procuratori tra i più in vista del panorama nazionale. Si sta cercando di definire l'operazione sulla durata del contratto di Rocca, insomma le valutazioni sono fra un biennale e un triennale. Comunque è un affare virtualmente chiuso, si attende solo l'ufficialità, ma non solo di Rocca, ma anche di tante altre operazioni, sia relative ai contratti che hanno firmato i giocatori che erano già in organico l'anno scorso, sia in relazione ai giocatori che arriveranno a Catania. La macchina organizzativa è già al lavoro, parlo della macchina organizzativa del Catania che lavora in sede qui a Catania, è già al lavoro dalle prime ore di questa mattina per depositare quanti più contratti tra domani e dopodomani, quindi nelle prossime ore sicuramente arriveranno le prime ufficialità. Alessandro, allora quella che viviamo, quella che stiamo vivendo, quello che si apre oggi, la settimana chiave, cruciale, in ordine al calciomercato per il Catania, che deve mettere al posto giusto alcuni tasselli. Poi sappiamo che dal 20 la squadra comincerà con i test fisici e anche le visite mediche. Il 24 segnerà l'inizio del lavoro, si comincerà a faticare a zafferare, quindi i tempi Angela, sono... a tal proposito, sì. scusami se ti interrompo, sembrerebbe crescere l'ipotesi che la squadra continui ad allenarsi a Zafferana fin quando il Cibalino non sarà pronto. Cibalino, che è l'impianto che il Catania sta rimettendo in sesto per poi trasformarlo in quartier generale per quanto riguarda gli allenamenti settimanali. Quindi fin quando non ci sarà la piena disponibilità del Cibalino, il Catania starebbe pensando di continuare ad allenarsi anche dopo la conclusione del ritiro proprio a Zafferana. È un'ipotesi, Alessandro, ti chiedo scusa, che è stata anche in qualche modo palesata e dal sindaco e anche dal vice sindaco di Zafferana in occasione del nostro sopralluogo proprio sull'impianto di gioco della cittadina ai piedi dell'Etna. Si lavora in questa direzione, ma non soltanto, credo, per una porzione di campionato. L'intenzione, la volontà sarebbe quella di poter ospitare il Catania per un lungo periodo. Certo, magari in pieno inverno forse le condizioni poi non saranno si più riproporrebbero ideali. I problemi di Ragalna. Esattamente, quindi ci si sposterà, si traslocherà per l'appunto al Cibalino per la settimana, e poi durante, diciamo, il giovedì ci sarebbe la partitella da fare al Massimino per provare moduli e schemi e anche giocatori ovviamente per le partite che si preparano. Alessandro, un'ultima curiosità. Un'ultima cosa, Angelo, a proposito del ritorno in città di Rospelligra, dovrebbe essere il 15 di luglio, la data appunto del rientro a Catania di Rospelligra, la cui presenza a Catania è importante anche per magari dare impulso a delle operazioni che sono già imbastite, su cui il Catania conta di chiudere in tempi rapidi, proprio perché sono le operazioni che riguardano i calciatori più importanti, calciatori che possono fare la differenza nel corso della prossima stagione. Sì, no, ti volevo anche ricordare ai nostri telespettatori che la presenza di Rospelligra coinciderà anche con la presentazione di Tabbiani, quindi con l'arrivo del presidente si provvederà anche alla presentazione del nuovo allenatore. Alessandro, ci fermiamo qui per il momento, ti aspetto la prossima settimana come sempre. Lunedì. Grazie a te, buon pomeriggio ancora, adesso ci fermiamo, fra poco apriremo i collegamenti con Messina e con Palermo. Anzi, in realtà i collegamenti sono già operativi e attivi, e quindi fra poco saluteremo sia Marco Gullà che Sergio Colosi, fra pochissimo.
Allora, torniamo di nuovo in studio, come anticipato, adesso colleghiamo Palermo e Messina. Buon pomeriggio a Marco Gullà a Palermo, a Sergio Colosi a Messina. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie buon anche pomeriggio. a Sergio. Allora, in casa Palermo mi pare che Corini non ha perso tempo per fare capire quali sono le intenzioni del club rosanero quest'anno, ritiro appena iniziato, però mi pare che le prime parole del tecnico hanno una precisa indicazione. È un segnale importante, Angelo. Corini è sempre stato, insomma, uno abbastanza prudente, pragmatico, non si è mai sbilanciato anche durante le sue conferenze stampa, e il fatto che abbia appunto detto ieri all'esordio proprio della stagione, per quanto concerne le conferenze stampa, noi puntiamo al massimo, facendo insomma, ovviamente intendere che il Palermo punterà alla Serie A, è sicuramente una nuova carta d'identità per questo Palermo. È un Palermo che quindi punta in grande, ci sono le parole di Corini, a dire il vero, insomma, già l'amministratore delegato Gardini, ma anche il presidente del City Group in una recente intervista aveva già, insomma, lanciato un messaggio importante, che il Palermo quest'anno dovrà giocare per andare in Serie A. E poi, insomma, Angelo, però diciamo, potremmo anche dire le chiacchiere stanno da una parte e i numeri dall'altra. Bene, diciamo che anche i numeri stanno in questo caso accompagnando, e soprattutto i fatti stanno accompagnando il Palermo, perché in questo preciso momento, frame della campagna acquisti, diciamo che il Palermo è una delle società che sta facendo sicuramente meglio. Marco, Lucioni, vediamo allora la Vlasic. grafica, vediamo la grafica delle operazioni di mercato del Palermo e poi sentiremo la voce anche di Corini, visto che ne abbiamo parlato. Gli acquisti, le trattative, sia in uscita che in entrata. Però vediamo gli acquisti, segnalali tu. Allora, sicuramente Lucioni e Ceccaroni sono due garanzie per quanto riguarda la difesa. Vlasic potrebbe essere, insomma, la scommessa da vincere, è un giocatore che ha fatto bene al Padova e che è stato acquistato per 2,5 milioni di euro più bonus, quindi insomma un investimento per la B importante. Poi c'è Mancuso che ha fatto molto bene con l'Empoli, un po' meno bene con il Como, ma è comunque uno che in categoria, in Serie B, i gol li fa. E poi Insigne, ancora, insomma, non è ufficiale, mancherà probabilmente qualche dettaglio, l'ufficialità arriverà davvero a breve. E poi le trattative, ci sono ancora delle trattative in corso. L'idea che in questo momento sta stuzzicando il Palermo è quella di fare un attacco pesante, un attacco che possa, insomma, avere dei grandi numeri, e allora Di Mariano, Brunori, Mancuso, Insigne sta pensando pure di mettere dentro Massimo Coda, attaccante del Genoa, che insomma anche per la categoria di Serie B è sicuramente una grande garanzia. Poi ci sono due esterni che potrebbero, insomma, far comodo in questo caso a Corini, parlo di Tremolada e di Collocolo dell'Ascoli, e invece in uscita siamo sempre sui soliti nomi, quelli che poi neanche sono comunque partiti per il ritiro, eccezione fatta per Bro. Crivelli e Accardi sono fuori progetto, Bro dovrebbe essere ceduto, così come Damiani, tutti i giocatori che in questo momento, insomma, fanno parte di un vecchio Palermo, di una vecchia identità del Palermo. Insomma, l'asticella la stanno cercando ovviamente di alzare con degli acquisti importanti, con degli acquisti di categoria. E sicuramente la campagna... Sentiamo Corini, vediamo cosa ha detto Corini. Vestire la maglia rosanero è sempre un senso di grande responsabilità, perché è una città molto importante, una tifoseria altrettanto importante, in cui abbiamo la piena consapevolezza di cosa vuol dire vestire questi colori e portarli il più in alto possibile. Sicuramente l'anno scorso col City Group è iniziato un percorso che doveva iniziare in un modo e poi si è declinato poco prima che partisse la stagione in una maniera diversa, dove c'è stato il mio arrivo. Secondo me siamo stati reattivi, ma una situazione di grandissimo cambiamento a livello societario, a livello strutturale. Spesso dico che abbiamo cambiato 20 giocatori in 10 mesi, sono veramente tanti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, sognando e andando molto vicino a quello che poteva essere un upgrade che purtroppo non siamo stati bravi a sufficienza a raggiungere. È proprio memoria di questo, e per quello che per me è stato importante anche dal punto di vista proprio della proprietà, capire cosa vuol dire
lavorare a Palermo, c'è la volontà di alzare il nostro potenziale, di lottare, ambire a un traguardo molto prestigioso che noi tutti vogliamo raggiungere. Mi pare che ci sia poco da interpretare nelle parole di Corini. Il traguardo prestigioso rappresentato dalla massima serie. Marco, fra poco vengo da te. Cerca sempre di mantenersi sulla prudenza, però questa volta si è dovuto un po' sbottonare. Si è sbottonato abbastanza. Allora, fra poco torniamo da te, vado da Sergio Colosi a Messina. C'è un po' di, che ne so, di luce in casa Messina, perché intanto c'è il tecnico, c'è anche il direttore sportivo, mi pare di poter capire che le cose incominciano a delinearsi in riva allo stretto. Sergio. Sì, la luce poi si incomincerà a vedere con l'arrivo dei calciatori, lì si capirà se il presidente Sciotto ha svoltato o meno. Certamente comunque, come già avevamo abbondantemente detto, si è chiusa nel modo più preventivabile la trattativa con Mannino, cioè Sciotto non voleva cedere, non ha avuto grosse difficoltà poi a far questo, addebitando tutto sul potenziale acquirente, per cui rimane Sciotto in sella. Credo che questo fosse il suo desiderio, alla fine non altrettanto della tifoseria, però non ha perso tempo per comunicare subito il nuovo allenatore, che è Giacomo Modica. Non è stato ancora ufficializzato, però virtualmente già lavora per il Messina Domenico Roma, che è il neo direttore sportivo. Tra l'altro è neo anche lui in quanto direttore sportivo, perché prima ricopriva altri ruoli, l'ho anche fatto nel Messina con Giacomo Modica, era team manager e anche osservatore in passato dell'area tecnica. Per cui queste sono le prime due mosse, incominciano a girare anche i primi nomi che abbiamo anche una scheda sul tecnico, sì. Che sì, insomma, allora, vediamo prima la giocatore scheda. Comunque è un allenatore di grande esperienza, che ha fatto bene da giocatore, e adesso però in Serie C certamente è uno che ha insomma, un buon curriculum per la categoria. Sergio. Sì, da calciatore chiaramente la Serie B, anche piazze prestigiose, importanti, ha avuto un grande rendimento. Poi c'è stato questo rapporto con Zeman, è stato un po' il suo pupillo, il suo allievo prima che si allontanassero, per cui lo ha seguito nella Roma, nel Cagliari, e poi ha incominciato questa carriera da solo, vissuto tra Serie C e Serie D fino all'anno scorso con la Vibonese, con qualche punta in più a Cava dei Tirreni, a Vibo e a Messina, dove già c'era stato proprio con lo stesso Sciotto nel 2017-2018, dall'ultimo posto con Antonio Venuto, che poi andò via. Il Messina arrivò sesto, non centrò i playoff, però la stagione fu senz'altro positiva, e si lasciò male con Sciotto per una vertenza economica dovuta poi a 2 stipendi non pagati, però la stima non è mai mancata in questi anni anche da parte dei suoi collaboratori, che spesso durante le partite del Messina o all'inizio o alla fine parlavano di Giacomo Modica, e puntualmente è tornato a Messina per la terza volta, secondo da allenatore. Ci stavi dando forse qualche nome? Sì. Sì, qualche nome, quello ambizioso è un po' Pasquale Fazio, che è in uscita dal Catanzaro, ma certamente è un ingaggio piuttosto alto. Non so quale sia il budget del presidente Sciotto, posso però un po' immaginarlo. Più abbordabili sicuramente 2 pupilli invece del tecnico Giacomo Modica. Si tratta di Damiano Lia, che è un terzino destro di 24 anni, e un centrocampista di 23 anni, Pietro Gianmarinaro. Questi 2 hanno militato nella Vibonese, quasi sicuramente saranno acquisti del Messina, che però dovrà fare ovviamente un salto di qualità per quanto riguarda l'organico carente che ha, soprattutto vedere quelli che ha dentro, i 7 contrattualizzati, che fine faranno. E per quanto riguarda invece il nome, un altro ambizioso ma difficile anche da raggiungere, è quello di Lorenzo Di Stefano, 21 anni dal Gubbio, 8 gol quest'anno nel campionato appena concluso, con 2 reti anche segnate nei playoff.
playoff, però anche questo è un nome parecchio gettonato anche da altre piazze. Grazie Sergio, ci ritroviamo anche con te ovviamente la prossima settimana, lunedì. Vorrei tornare di nuovo da Marco Gullà, che è stato così paziente da aspettare. Si fatica, si suda in Trentino per il Palermo, adesso Corini dovrà decidere in qualche modo come fare giocare la sua squadra, no? Bisogna scegliere il modulo. Angelo, sì, le prime indicazioni che arrivano da queste prime sedute, queste prime sgambate del Palermo è che insomma Corini possa puntare sul 4-3-3, ad eccezione l'anno scorso, quando invece aveva soltanto dei giocatori adatti anche ad altri moduli. Invece quest'anno diciamo che i profili che il Palermo ha individuato e che ha tesserato sono dei giocatori che oltre insomma al 3-5-2 possono sicuramente essere delle pedine importanti per un potenziale 4-3-3. Ieri proprio è stato chiesto al tecnico se avesse già sciolto i primi dubbi sul modulo e sembra che insomma Corini non l'abbia ammesso, ovviamente non rientra nel suo aplomb, però ha fatto intendere, un po' come anche per la candidatura alla promozione in Serie A, che si va verso questo tridente d'attacco. In effetti Angelo, quando hai Insigne esterno, Di Mariano l'altro esterno e poi Brunori o Mancuso come attaccante centrale, credo che il Palermo insomma un 4-3-3 che il 4-3-3 sia il modulo un po' più idoneo poi alle qualità insomma di questa squadra. Attenzione però, perché Corini ha fatto anche intendere che il Palermo dovrà indossare un po' un abito camaleontico, nel senso che può partire con un modulo e a gare in corso, dipende ovviamente anche dagli episodi del match, deve anche adattarsi ad altri moduli, ad altri ruoli. Quindi insomma stiamo cercando di capire quale potrebbe essere un po' la spina dorsale della squadra, anche se già insomma le prime indicazioni che arrivano proprio dal ritiro in Trentino Alto Adige ci dicono che sarà un Palermo a trazione anteriore, un Palermo quindi con il tridente. Benissimo, grazie anche a Marco Gullà, ringraziamo anche grazie a voi. Sergio Colosi ed Alessandro Vagliasindi che abbiamo avuto nella nostra prima parte di trasmissione. Il focus dedicato agli approfondimenti sportivi torna lunedì prossimo, ma ricordate ogni giorno alle 14:30 sono i nostri approfondimenti con il Focus Sicilia 24. Grazie ancora, buon pomeriggio e buona prosecuzione con i nostri programmi.